Cari amici di Verda Nord-Est, qualche settimana fa siamo stati a Busche in provincia di Belluno e quando si passa da quelle parti una sosta obbligata è al Bar Bianco di Latte Busche, dove potete trovare di tutto, naturalmente i prodotti di Latte Busche, i formaggi e domenica 5 maggio porte aperte allo stabilimento di Latte Busche, naturalmente con visite guidate, laboratori. Noi nell'occasione abbiamo sentito Matteo Bortoli, responsabile marketing di Latte Busche, che ci ha condotto alla scoperta del Bar Bianco di Busche. Ci troviamo a Busche, all'interno del Latte Busche, della cooperativa Latte Busche. Questo è il Bar Bianco, un Bar Bianco che compie 50 anni, non li dimostra perché è giovanissimo. Sono in compagnia di Matteo Bortoli, responsabile marketing di Latte Busche. Allora, Matteo, un Bar Bianco nuovo nel segno della tradizione. Beh, direi proprio di sì. Il Bar Bianco è stato recentemente rinnovato, ma mantiene tutti i tratti caratteristici di quello vecchio, quindi la possibilità di degustare le specialità fatte a base del latte che proviene dalle aziende agricole dei soci della cooperativa Latte Busche. Ricordo che Latte Busche utilizza solo il latte dei propri soci e insieme ai prodotti che si possono degustare in questo punto vendita c'è anche poi una selezione di altre specialità che possiamo offrire ai nostri consumatori. Allora, vediamo particolare attenzione ai prodotti che hanno fatto grande la cooperativa Latte Busche a partire dal Piave, ma lo stiamo vedendo con le nostre immagini di questo splendido punto vendita, c'è attenzione anche al biologico e a formaggi particolari, Matteo. Beh, come dicevi giustamente tu, c'è un'attenzione al biologico, è nato da poco un distretto a Padola dove realizziamo produzioni fatte a base di latte biologico, sia caprino che vaccino. Innovazione vuol dire anche essere vicino ai consumatori e in questo lo siete con i bar bianchi. Il Bar Bianco abbiamo visto lo scorso anno, eravamo presenti all'inaugurazione di Sandrigo, è un settore su cui ci credete. Il Bar Bianco è stata un'innovazione straordinaria che è avvenuta nel 69 con l'apertura del primo e oggi con la gestione invece di 14 siamo a contatto con i consumatori continuamente e possiamo proporre tutte le nuove produzioni, perché l'altra innovazione estremamente importante credo sia quella dell'integrazione progressiva della gamma di nostri prodotti. Siamo partiti con latteria e poco più, oggi come ha detto lei in premessa abbiamo 40 prodotti tutti in grado di dare il proprio contributo per il risultato finale. Uno spazio particolare è quello riservato anche a prodotti come il gelato, che è un vanto di queste valli, Matteo. Beh, direi che il gelato è storicamente un punto forte del nostro Bar Bianco. Sempre ricette nuove, sempre però a base ovviamente del nostro latte, il latte dei soci della cooperativa Latte Busche. Allora, in 50 anni sono cambiate tante cose, sono cambiati i consumatori e cosa cambierà ancora, Matteo, per Latte Busche? Ma per Latte Busche cambierà nel senso che cercheremo sempre di offrire ciò che più si addice al gusto, al palato, ai desideri dei nostri consumatori. Ciò che però non cambierà sarà l'avere il consumatore al centro del nostro progetto, gli elevati standard igienico-sanitari, il rapporto stretto con il territorio e l'utilizzo esclusivo della materia prima proveniente dalle aziende agricole dei nostri soci produttori. Allora, voi ci tenete a dire che Latte Busche è una cooperativa aperta, organizzate tante visite e quindi l'invito che facciamo ai nostri amici da casa è quello di andare a vedere sul vostro sito, che è, Matteo, lo ricordiamo? Il 5 maggio ci sarà l'Open Day dove per tutti quelli che vorranno
capire come vengono realizzate le nostre specialità nello stabilimento di Busche, ci saranno appunto le porte aperte e quindi anche delle degustazioni dei nostri prodotti. Allora, tutte le informazioni sul sito lattebusche.it e seguiteci anche su Verde Nord-Est perché vi terremo informati. Grazie a Matteo Bortoli, responsabile marketing di Cooperativa Latte Busche. In occasione dell'assemblea annuale dei soci di Latte Busche abbiamo avuto l'opportunità di sentire ai nostri microfoni Terenzio Borga, presidente di Aprola, e Gianmichele Passarini, presidente regionale della CIA. Andiamo a sentire cosa ci hanno detto. È un intervento importante il suo all'assemblea dei soci di Latte Busche per riaffermare che cosa? Beh, soprattutto per riaffermare una realtà che rappresenta un territorio, un legame stretto con il territorio e quindi con tutte le nostre aziende che sono impegnate in produzione d'eccellenza e che hanno la necessità attraverso questa produzione di essere non rivalutate, di avere un reddito dalla vendita e quindi dall'affermazione di questi prodotti sui mercati. Latte Busche può essere un esempio nel suo modo di integrare altre realtà. Sì, Latte Busche è un esempio. Chiaro che le sfide oggi rispetto alle esigenze del consumatore sono ampie, parliamo di blockchain, parliamo di innovazione digitale, quindi su questi temi, su questi traguardi anche una cooperativa così importante per questo territorio che vanta soci, come vi ho detto prima, che effettuano produzione d'eccellenza si deve intercalare in questo obiettivo. La posizione di CIA sul mondo del latte per il proseguo, quale linea sarà? Ma è chiaro che il latte, secondo la CIA, agricoltori italiani, deve avere la crosta, nel senso deve essere qualificato, il valore aggiunto deve essere trasferito attraverso la commercializzazione dei formaggi, siano essi freschi o stagionati, e quindi tutte le politiche necessarie per arrivare ad avere un'affermazione di questi prodotti sul mercato internazionale e nazionale sono alla nostra portata e quindi ci faremo carico di proporre e di chiederle alla politica. Terenzio Borga, presidente di Aprola, un intervento in occasione dell'assemblea dei soci di Latte Busche per affermare che cosa? Ma credo che la montagna vada aiutata e rispettata. Latte Busche ha fatto il suo lavoro per gli allevatori della montagna e della pianura, qualcun altro lo deve fare per gli allevatori della montagna. Da sola Latte Busche non può salvare un territorio, come è successo nel Trentino. Le nostre autorità si devono mettersi la mano sulla coscienza e contribuire. Se vogliamo tenere l'uomo sulla montagna dobbiamo riuscire in qualche maniera a dargli le strutture adeguate, non solamente dalla redditività del latte ma da quel qualcosa in più che serve, come è stato fatto in Trentino. Nel suo intervento, Presidente, c'è stato un accenno alla PAC, come dovrà essere? Io credo che le rendite vitalizie vadano abolite e credo che la PAC debba andare a compensare quelle zone che non hanno la redditività per continuare a fare quel lavoro particolare che fa l'agricoltore e l'allevatore in questo caso, in questi posti dove effettivamente creare reddito è molto difficile. In questo momento la situazione del mercato del latte, come possiamo definirla e fotografarla? Diciamo che non abbiamo le nubi che c'erano l'anno scorso in questo periodo, c'è un po' di luce, c'è uno spiraglio di luce, c'è richiesta del nostro prodotto, il Made in Italy, i due grana che tirano molto, per cui un po' di respiro ce l'abbiamo, speriamo continui. Il fatto che in situazioni positive porti ad aumenti di produzione ci preoccupa. Grazie a Terenzio Borga, presidente di Aprola.